Noi siamo tedeschi, lei Mariana De Rosa, io Savio Cavallo, a lavorare per il programma napoletano Hit Napoli. Lei è figlio di Napoli o papà di Napoli? Ma io sono un figlio di, diciamo, di Napoli, ecco, sì. Ma lei ha abbandonato Napoli o Napoli ha abbandonato lei? È una domanda intelligente, strana per un tedesco. Chi lo può dire? Secondo me tutte due le cose. Ma io tedesco però arrivato a Napoli perché seguire tanto 3-3. Per me in particolare, componente 3-3, piacere tanto lei. Io ti ringrazio, insomma, però... Visto che lei ha fatto tanto, tu visto Germania grande, lui essere grande uomo, vedo che manca un bottone sul suo, come mai? Manca un bottone, ovvero? No, scherzi a parte, allora, lei grande persona, ci può parlare un po' di Napoli? Sì, dunque, Napoli fu fondata dai greci. Esattamente nella zona attualmente del Castel dell'Ovo, l'isolotto di Megaride. Il suo nome deriva da Neapolis, cioè città nuova, e per questo si chiama Napoli. E gli antichi greci in realtà l'avevano chiamato Partenope, in onore della sirena Partenope, morta per amore di un uomo, il cui corpo fu ritrovato appunto nell'isolotto del Castel dell'Uovo, dove venne costruito un tempio dedicato alla sirena Partenope, dal quale poi è nata Napoli. È nato prima l'uovo o prima il castello? Prima il castello, come tutti quanti sanno. Io volevo sapere un'altra cosa, visto che lei persona napoletana puro sangue, cosa è nato prima Napoli, musica o napoletani? Secondo me sono nati insieme. Musica napoletani? Sì, contemporaneamente. Il padre dice, ma faccio in napoletano, musica, potevano uscire tutte e due. Artista suo preferito, no del sud Italia, di Napoli, chi può essere? Non di Napoli. No, di Napoli, chi è artista preferito, cantante? Che Pino Daniele, che dubbio c'è, che domanda. Vuole fare un bel saluto così, grande personaggio lei, a tutti i telespettatori di Hit Napoli che si stanno rovinando guardando noi, può fare un saluto? Cari telespettatori di Hit Napoli, questa sarà pure un'intervista, ma a me mi pare una stronzata. Questo è tutto da Mariana De Rosa, Savio Cavallo, grande componente 3-3, loro che veramente hanno dato e daranno tanto, ma pare proprio una stronzata. Ma la creatura non parla. Sta facendo tutto lui. Su Canale 5. Canale 5. Alle 5? Alle 5. Di stanotte. Alle 7, alle 8, non si sa. A più tardi. Con Vincenzo. Eccoci qua, questa sera un'altra domanda importante a un grande personaggio, reduce dal Festival di Sanremo. Gianni Fiorellino, praticamente, Sanremo, dopo Sanremo, quest'anno di nuovo a Sanremo, cosa ti aspetti tu da Sanremo? Mi aspetto una bella camera per alloggiare innanzitutto, tranquilla, calda. E poi, ma io vado là perché mi diverto, sai, Sanremo è una bella atmosfera, una bella aria, divertente, conosci gli artisti, i divi, e quest'anno magari ci ritorno con più cose da fare, perché magari un Sanremo già l'ho fatto, quindi il secondo per me sarà speriamo di buon auspicio, più del primo, no? Intanto delle cose le ho fatte e quindi ho più strada aperta, però lo stesso per me, io resto un fan di Sanremo, quindi vado là da fan e poi da artista. Visto che ultimamente sono diventate un po' tedesco e americano e napoletano, tu cosa ne pensi di Napoli? Beh, tedesco, americano e napoletano. Questo è il mio problema. È grosso. Molto grosso. Che ne penso di? Di Napoli. Ma Napoli è una bella città che ci vivo, quindi perché parlarne male? Napoli ha dato sempre grandi aspetti musicali, ha dato sempre grandi possibilità agli artisti e diciamo che molta musica italiana parte da Napoli, poi gestita in modo diverso questo non è un problema, l'importante è che gli artisti bravi ci sono a Napoli e non è il caso mio, però ci stanno un sacco cantando bravo. Magari. Visto che noi abbiamo anche un videoclip del tuo cantante napoletano preferito. E chi è il mio cantante preferito? Esiste un cantante napoletano preferito? Beh, ce ne sono, come no, ce ne sono un po'. Fai un nome. Attualmente sono molto affezionato alla musica di Massimo Ranieri, devo dire. Ok. Allora Gianni, scegli un autore il quale ti piacerebbe che ti scrivesse una canzone. Ma guarda, io da cantautore posso dirti che ho grande stima per molti autori italiani. Però c'è un autore che tra i tanti non preferisco di più degli altri, però magari in questo momento storico mi piacerebbe mi scrivesse un brano, ed è Mogol. Tu lo conosci Mogol? Ok.
Allora Gianni, 3 ingredienti per entrare in una hit. Beh, pezzo forte innanzitutto, perché le hit sono quelle che suonano i pezzi migliori, personaggio giusto e progetto giusto al momento giusto. Benissimo. Stacca? Ci sono stati gli anni che sono passati, infatti io prima parlavo napoletano, vecchio quando mio. incontravo ti ricordo, dicevo ciao Gianni, Hai invece girato il mondo ormai. no, è Ho stato, girato solo è stato il mondo che è girato intorno a me. Bene. Io volevo Questo è fare un dirottamento, volevo, se è possibile, questa è la prima volta secondo me, fare un saluto non solo a Gianni Fiorellino, ma anche per Rolando D'Angelo. Puoi farci un D'Angelo, Rolando D'Angelo, io non capirò bene molto italiano. Ok, no, a parte questo, Rolando, vieni qua vicino a me, vieni, mettiti qua. Ok. Rolando D'Angelo, non parla bene, mannaggia. Sei tu che credi nel personaggio Fiorellino o è Fiorellino che crede nel personaggio D'Angeli? Ma io penso che prima di tutto il cantante deve credere nel produttore, prima di tutto, perché se non dà fiducia diventa un problema progettare. Poi credo assolutamente che il produttore debba nel modo più assoluto crederci, perché altrimenti non si riesce a costruire. Sicuramente bisogna essere in due. Ma è un matrimonio. Ma è vero che tu sei uno che fa parte dei primi produttori italiani? No, io sono soltanto, io uso dire, un manovale della musica leggera. Piace molto lavorare, sono affezionato a questo lavoro, è una grande passione, che è quella che ci fa andare avanti. Allora, visto che lui è un grande cantante, adesso ci fai un saluto per Hit Napoli 78. Ma in italiano spero. No, di Hit Napoli 78. Agli amici di Hit Napoli 78, baci da Gianni Fiorellino. Rolando D'Angeli. Lì, giusto? Ho usato la I? Ah, ok, fai un saluto agli amici di Hit Napoli 78. Cari amici di Tenapoli 78, un grande abbraccio e un grande bacio alle ragazze. E se incontro un giorno Pippo Baudo, gli voglio chiedere di salutarmi Rolando D'Angeli. Spero che lo farà, spero che lo farà. Ok, da noi è tutto. Grazie. Di Beto, Walt Disney? Assolutamente sì. Tu sei stata una grande sorella per Grande Fratello, è stato Grande Fratello un grande fratello per te, Roberta? Come volete voi? Cosa ti senti oggi? Una sorella maggiore oppure una mamma di Grande Fratello, visto che sei stata nella prima edizione? Una mamma di Grande Fratello, perché sono anche una mamma del mio Filippo. Grande Fratello, puoi fare un grande saluto alla trasmissione Hit Napoli 78? Un grande saluto alla trasmissione Hit Napoli 68. Se porgi la guancia posso darti un bacio? È tutto. 78, Maria mettiti da quest'altro lato. Aspetta, come fai il tuo pezzo? No, Pam Pam di Vitero, Pam. però adesso si chiama Ginga Ginga. Ginga Ginga. Il nuovo. Da poco. Ginga Ginga. Bellissima, mi ricordo tanto del Pampa, hai fatto ballare anche mio nonno, mia sorella, mia nipote. Siamo all'interno della trasmissione Hit Napoli. Cara Cecilia, di qualcosa di bello a tutti i napoletani che ci stanno guardando. Buon anno. E tibidi. Tipitero, ay Dios. Voulez-vous danser, voulez-vous chanter, tipitero. Bravo, hai fatto ballare mio nonno. Mia nonna, quale Viagra? Lei è peggio del Viagra, mio nonno non ha capito più niente. Cara Cecilia, anche se c'è qualcuno che passa e non ha visto niente, cosa ne pensi di telespettatori che stanno guardando la trasmissione Hit Napoli 78? Ma io le penso benissimo anche da voi che siete simpaticissimi, regalate tante emozioni e io spero, a parte aver regalato, ha fatto ballare tua nonna, tuo nonno e tutti hai fatto i ballare. parenti tuoi e spero di farli ballare con un mio nuovo singolo che è uscito da poco che si chiama Ginga Ginga. No, cantalo un po', che dai. Canta. Molto emozionato, guarda che No, bella io ragazza come io te. sono emozionata, Sono l'uomo più bello del mondo perché ho due ragazze vicine, bellissime. Mi dai tu il via, Tutto da capo. No, stare vicino a noi, cara Cecilia, piangi un po' sulla mia spalla, piangi sulla mia spalla. Molto, non sembra che anche se lei è una bellissima ragazza, non sono emozionata di stare vicino a voi. Sono Perché sei molto emozionata di stare vicino a te. Voilà, ti ringrazio, dammi un bacio. Bellissima, avere un bacio da Cecilia. Mi stai facendo il collo, mi stai strappando ti faccio il collo. venire un po' di cervicale. Allora, Cecilia, per il futuro cosa stai preparando? No, sto preparando, è uscito da una settimana.
Ginga Ginga, che è un nuovo ballo, perché in questi ultimi anni dopo il tipitiero mi sono messa un po' a fare delle canzoni un po' impegnative, però ho deciso che è meglio ballare. Voglio regalare semplicità, allegria, poi nelle mie canzoni c'è tanto amore, c'è tanta allegria e tanto entusiasmo. Ok, allora Marianne chiede di fare un bel saluto a Hit Napoli 78 a Sicilia. Ok, facciamo tutti e tre insieme un bellissimo saluto agli ascoltatori di Hit Hit Napoli, Napoli 78. 78, vai. Un bacio grande, enorme a tutti i telespettatori di Hit Napoli Hit 78. Napoli 78. Grazie Sicilia. Da Cecilia Gale, un bacio grande. Io mi ricordo che addirittura Nino D'Angelo, che è napoletano, fece una canzone sui ragazzi della curva B. Invece Ennio arriva qua, io non parlare tanto bene italiano perché è napoletano, Ok. Tu arrivi direttamente dai ragazzi della terza C. Beh, questo mi hai ricordato un periodo storico, un periodo di televisione, insomma, vera, no? Da tantissimi anni fa, insomma, un lavoro a cui sono legato, insomma, quello come Sapore di mare e altre cose. Era un altro cinema, allora era un'altra televisione, in effetti sì, è vero, è vero. Ennio, io scusa, volevo chiedere una domanda un po' particolare. Dimmi tutto. Parla pure come ti viene, è possibile sposare comicità napoletana con comicità romana, visto che tu sei romano? Ma io ti ringrazio, capisco tanto che si sente proprio anche dall'accento che sono proprio romano doc, infatti vengo da Pistoia. Comunque l'importante è un fatto geografico, comunque no, perché tu sei straniero ovviamente devi sapere che c'è Roma è diciamo in una regione e Pistoia in un'altra, però si sente anche dall'accento. Però diciamo che tra la diversità tra la comicità romana e napoletana, ma poi non c'è, perché insomma comunque è una cultura di strada, poi la comicità non ha padri, non ha madri, la comicità non ha figli, la comicità praticamente è qualcosa, è come il cielo, le stelle, se fa parte della natura, è l'amore, no? Per cui la comicità non ha famiglia. Non ha famiglia. No, purtroppo la vive da sola ed è messa così. Tu come per esempio cantante napoletano, chi desideri ascoltare? Noi fate guardare videoclip richiesto da te. Ma io voglio vedere lui, allora io voglio vedere proprio il videoclip di lui e mandatelo in onda, mi raccomando, perché io sono un suo fan. Il video di che dobbiamo vedere? Il video di che? E questa è la domanda, perché la comicità napoletana e romana intrinseca nel toscano. Vuoi vedere che tu vuoi sentire qualcosa di Nino D'Angelo? Me lo hai levato dalla bocca e bravo, ecco, la bocca è uscito adesso, è dalla mia bocca che lui mi ha tolto, noi lo buttiamo lì dentro e adesso voi vi vedrete questo videoclip. Un attimo che te ne è rimasto un pezzettino. Ecco il low di D'Angelo e noi taccati. Un attimo dopo il video c'è Mariana con lui, vai! Mariana è fondamentale per la nostra vita. Com'è che ti dico una cosa, ma io nella vita proprio sono anni che aspettavo proprio di fare questa intervista, che tu mi facessi questa domanda che devo dire che è azzeccata, è precisa, poi una domanda, sono belle queste domande così originali. Allora, il film si chiama Madonna delle donne, è un film che abbiamo voluto scrivere in questi giorni insieme a Umberto Innocenzi, che è anche che ha prodotto Palermo Milano Solo Andata, La Lupa eccetera, e con lui facciamo questo film appunto Madonna delle donne, che andrà in produzione tra pochissimo tempo. È un film dove raccontiamo come siete fatte voi donne e ne uscite fuori molto bene. Poi un altro film invece che ho già fatto che si chiama Se lo fai sono guai, con la regia di Michele Massimo Tarantini, che uscirà tra poco. E ho un amico anche che tra l'altro ci tengo, perché noi in Italia parliamo sempre degli attori italiani che stanno in Italia, ma c'è un attore italiano che ha fatto uno spot europeo con Antonio Banderas, almeno abbiamo uno che ha fatto una cosa anche per l'estero, Gianni, e io lo coinvolgo nella confusione, Gianni che ha fatto questa cosa adesso con Antonio Banderas. Ciao. Per gli amici qui di Napoli. La domanda che ti fa Marianna, che me l'ha suggerita un attimo fa, tu non sentivi? Ciao. Ma allora questo Banderas è com'è? Tutte queste donne parlano. Banderas, te lo dico da uomo, che a me non me ne può fregare di meno di Banderas, eppure è adorabile, simpatico, dolce, bello dentro e bello fuori, è una bella persona. Cioè io pensavo che fosse il solito fighetto, l'attore è stupendo, è una persona stupenda. Antonio Banderas è una persona buona, umile, alla mano. Questo cosa vuol dire? Che più grande sei, più normale sei. Esatto. Perfetto. A questo punto un saluto a tutti. Grazie. Allora, voglio che voi fate, cosa stavi dicendo? Un saluto a tutti gli amici di Hit Napoli 78. Allora, si dice Napoli 78. Napoli 78. Sì. Napoli 78? Sì, l'unica cosa che volevo dire di Napoli 78 è che è un fatto tecnico, lo dico adesso per i vostri amici tecnici, ve lo volevo così una curiosità, è un piacere che vi sto facendo, siccome vi seguo sempre io voi, pensate di una televisione che io amo, l'altro giorno ero a Londra, mi trovavo a Londra per lavoro, ero in albergo, vi stavo seguendo, a un certo punto è andata via la linea.
Ecco, vi volevo dire un fatto tecnico, forse il ripetitore a un certo punto ogni tanto va e viene con Londra, ve lo volevo dire. Cioè praticamente tu ci stavi vedendo da Londra? Certo. Nas di legno, quarta stan, burattino. Noi vi salutiamo, è tutto da noi, It Napoli 78, grossi personaggi. Ciao. Questa volta voglio essere un italiano vero, perché sono con il regista di questa trasmissione, It Napoli. Come dico sempre, ci sta dando la possibilità di entrare a casa vostra diversamente dalle altre volte. It Napoli, Enzo De Vito. Sono dei grossi personaggi là, Rolando D'Angelo, il manager di Lata D'Angelo, eccolo là. Prendi un po' il manager della D'Angelo, facciamo vedere. Insomma, anche che. Ok, girati. Allora, caro regista di It Napoli, Enzo De Vito, stasera ci stiamo divertendo un sacco. Io ho fatto finta di essere tedesco, penso che conosco, no? Io stasera, allora, prima di tutto cosa devi fare insieme a me? Carillo, Gianni Fiorellino, Lata D'Angelo e il grande. No, io stasera voglio farti un regalo. Voglio farti un regalo. Chi ci vuoi presentare? Mattias del Grande Fratello. Eccolo qua, grande Mattia. Sì, ok. Chi è la tua fidanzata? No, è la nostra collaboratrice, è una conduttrice straordinaria ed ha un grande successo in tutto il sud Italia, lei. Ah, ma veramente, sono contento per lei, ma sarei più contento se avessi modo di conoscerla meglio, no? Senza di voi però. Ok, la prossima volta non mancheranno. Okay. Volevo chiedere, Te la lasciamo. ti stiamo intervistando perché sappiamo che tu ami tanto la musica del sud Italia, tipo Pino Daniele. Nino D'Angelo che è un amico, Gigi D'Alessio, insomma, il grande Mario Merola. Vuoi accennarci qualcosa di Nino D'Angelo, qualche titolo di qualche sua canzone? Non sarei capace, guarda, io non voglio. Sarebbe quasi un insulto nei suoi confronti. Lasciamo perdere, non dico. Sarebbe una bella cosa se Nino D'Angelo canterebbe una sigla per il Grande Fratello? No, non merita. Cioè non merita il Grande Fratello che Nino D'Angelo canti una cosa per la trasmissione. Cioè, grande. Nino D'Angelo è più grande del Grande Fratello? Molto di più. Voilà, detto da Mattias. Mattias, praticamente allora noi adesso ti facciamo vedere un videoclip di Nino D'Angelo. Sei contento? Contentissimo, anche perché stanotte l'ho trascorso a Napoli, cioè, non è che stavo già qui, io sono venuto da Napoli apposta, che ero andato a Napoli per fatti miei, no? Per stare bene con la gente che conosco, con le persone mie, e mi hanno chiamato, sono dovuto scappare. Ho capito, praticamente tu sei stato un grande fratello per Grande Fratello, Grande Fratello è stato un grande fratello per te. Esattamente così. È tutto così. Allora Mariana, fagli una bella domanda a Mattia. No, mi basta che salutiamo insieme gli amici di It Napoli 78. Un grande saluto a It Napoli. Dai, un saluto agli amici di Un saluto a It Napoli, la radio numero 1 del sud Italia, seguitela sempre. Ciao a tutti. Hai capito? Cioè, hai capito? Ci ha fregato la conduttrice, siamo rimasti soli qua, purtroppo cosa ci vuoi fare? L'importante è che lui ama la musica del sud e soprattutto il nostro grande It Napoli 78 e Nino D'Angelo. Vai! A It Napoli 78. A parte D'Alessio, con quale altro artista tu volessi duettare? Beh, il mio idolo è Vasco Rossi, quindi spero di fare un duetto con lui in un futuro, però per adesso sto aspettando che esca il mio album. Sto cercando di andare per la mia strada. Ho capito, cioè praticamente Vasco Rossi. Sì. Ma io penso che tu arriverai oltre Vasco Rossi, dai, perché comunque sei una bella ragazza, hai una grossa bella voce e soprattutto hai tutto per andare avanti. Sei una ragazza molto umile, noi ringraziamo insieme It Napoli 78. Anna Tatangelo, poi salutiamo It Napoli 78 e anche tu un saluto. Ciaccarella, vai. Ciao a tutti, sono Anna Tatangelo e volevo salutare tutti gli amici di It Napoli 78. Va bene? Questa cosa ma lei ve lo pare, Sì, non ti preoccupare, non la facciamo passare, non ti preoccupare. Da cosa deriva la presenza di Zuccariello in questo fantastico posto a Sora? È tutto, se non ci fossi io non si farebbe lo spettacolo. Ok, tu sei l'organizzatore di questo. Io sono il numero uno assoluto di questo spettacolo. E chi sei? Alfonso! Sei Alfonso! Lo sai Alfonso? No, non sono Alfonso perché Alfonso ha fatto il numero, ha fatto come si chiama? Il negozio di Lire 1000, io faccio quello di Lire 2000. Ha detto che Alfonso ha fatto il negozio di Lire 1000. Io faccio quello di Lire 2000. E senti Zucchero, dopo ti esibisci con un tuo pezzo? Sì, altro che devo cantare. Come è intitolata la tua canzone? Fai un saluto a It Napoli 78. Ciao It Napoli 78. Da Zuccariello e da Marianna Marianna De Rosa.
Marianna De Rosa, Savio Cavallo. Signori, abbiamo intervistato uno dei più grossi questa sera, il grande Zuccariello, e basta. Ciao. Chissà com'è stato per lei stare una sola settimana al Grande Fratello. Glielo chiediamo direttamente a lei. La nostra Laura. Ciao Laura, come stai? Ciao, bene. L'esperienza, una settimana intera, 7 giorni a Grande Fratello, cosa ti ha portato? È pesante, una settimana intera. Quello che mi ha portato è quello che ho raccolto fuori dal Grande Fratello facendo altre cose. Cosa hai raccolto? Beh, adesso sto facendo cinema, ho fatto 2 film che usciranno al cinema. Uno si chiama Belle e Poker con Frassica, Sabrina Colle, eccetera, eccetera. Un altro invece è un piccolo ruolo nel film di Simona Izzo con Ines Astre, Gianmarco Tognazzi, Francesco Venditti, insomma. Poi ci sarà il teatro a marzo. Neal Simon, La strana coppia, al Teatro del Staccio di Roma, e poi continuo a fare la pittrice. Hai capito, questi 7 giorni a Grande Fratello ti hanno portato niente poco di meno che tante belle cose. Tu sei un amante di musica. Aspetta un attimo, Lauretta si è portata tante belle cose. Ah, non è stato il Grande Fratello a portarti? Io ho fatto una domanda in particolare a tutti: sei stata una grande sorella per il Grande Fratello o è stato un grande fratello per questa grande sorella Lauretta? Ho scoperto una grande sorella dentro di me. Ho capito, grazie al Grande Fratello però. Devo dire grazie, sì, per molte cose al Grande Fratello, mi ha messo in contatto proprio con me stessa. Come cantanti del Sud, tipo tra Pino Daniele, Nino D'Angelo, eccetera, eccetera, chi preferisci di più? Adesso magari Nino D'Angelo. Ti piace Nino D'Angelo? In particolare qualche canzone, conosci il titolo? Beh, io ho visto tutti i suoi film, no? E devo dire che lui è una persona molto, molto vera, quindi e poi i napoletani a me, i napoletani qui. Hai capito Maria? Noi napoletani sono pieni di tutto, no? Ho capito, adesso noi ti facciamo vedere un video nel frattempo di Nino D'Angelo e poi dopo ritorniamo qui con la nostra Lauretta dei 7 giorni del Grande Fratello. Tello. Allora, mo chiudiamo. Abbiamo visto questo fantastico video di Nino D'Angelo, è stato richiesto dalla nostra Lauretta del Grande Fratello. Nino, cara Mariana, cosa gli vuoi chiedere alla nostra Lauretta? Quale calciatore ti piace? Qui devo rispondere con Del Piero, anche se il mio cuore batte per la Roma. Ti piace il calciatore Del Piero, eh? Come è fatto Del Piero? Come lui, abbiamo qua Del Piero, prova a chiederglielo a lui, scusa, ce l'hai di persona. Vuoi dire qualcosa nei confronti di Lauretta? Molto intelligente è stato il nostro Del Piero, diciamolo comunque, lui è il sosia uguale a Del Piero ed è un napoletano come noi, giusto? Sempre, anche tu a questa grande manifestazione? Sì, anche a questa manifestazione, perché per i bambini disagiati si fanno queste... Tagli. Ok, buona. Che la Roma! Ok, lei ha detto viva la Roma, però gli piace Nino D'Angelo. Maria, Allora ragazzi, insieme un saluto agli amici di Hit Napoli 78. Ciao! A chi? Hit Napoli 68! 78! È un po' tirchia, si è mangiata 10 numeri. Ciao Hit Napoli 78. Da Savio Cavallo, da Mariana De Rosa, da Del Piero, Lauretta dei 7 giorni del Grande Fratello. Vi salutiamo, ritorniamo in studio con Hit Napoli. Vai!